Scatman's World. Bene ragazzi, del commendatore veneziano, siamo in Francia, Aleman, Fioi, tra una settimana arriva il motore e andiamo a fare questa gara, dai, che secondo me possiamo fare anche abbastanza bene, vediamo. Vediamo se è prevista pioggia, perché di solito Aleman piove sempre, staremo a vedere. Fioi, 13esimi con il nostro compagno, ultimo, peggio di così, non poteva andare, con tutta onestà. Dai, 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 dai. E si parte ragazzuoli per un gran premio molto duro qui alle Mans. Una prima curva sempre pericolosissima ragazzi, stiamo attenti, stiamo attenti, stiamo attenti. Non voglio rischiare. Non malissimo, dai, non male, decimi. Un bastardino davanti. Solo che adesso comincia la lotta tra la nona e la 12ª posizione. Che schifo. Sta moto è una carriola, signori. La moto della Chicco è tornata, ragazzi. La cosa è abbastanza ufficiale. Prova un buon internazzo. Però poi lui ci risupera sempre 12esimi. Che palle, oh. Abbiamo una moto troppo inferiore. E vado anche lungo, andiamo anche lunghi, disastro assoluto. Per adesso male. Siamo in grossissime difficoltà per il momento. Devo stare anche attento perché a che punto lo devo fare in sta gara, Qua andiamo leggermente lunghi. Qualche punto lo devo prendere, devo muovere la classifica ragazzi, questo è l'obiettivo. Forse Catalogna può essere la gara dove faccio bene, perché Catalogna ho quasi sempre vinto, cazzo. No, come no, ste robe però, mamma mia. Primo giro è andato disastroso. Non ho recuperato nessuna posizione. Proprio male. Sono troppo prudente, non ho ancora le abilità. Purtroppo non ci sono ancora le abilità. Sprofondiamo 15esimi. Vaffanculo, mamma mia, disastro assoluto, assoluto. Non possono andare a punti neanche qua, attenzione. Attenzione, se è della porta che può essere, non so come definirlo, che si chiama della porta l'indefinibile, sì, l'indefinibile. 20esimi, no, sto facendo cagare in maniera devastante, attenzione. Palacio e il CE. Manca la Bindi per la lotta politica. Eccola qua la lotta politica. Però non riesco a fare punti, non riesco più a fare punti dopo 2 gare positive. Dopo le prime gare positive stanno arrivando le battute d'arresto comendiane. Ci vuole tempo, ci vorrà molto tempo ragazzi per diventare i padroni del motorsport qua. Attenzione a Danilotto, lo superiamo ma siamo ancora fuori da tutto. Giro veloce di Cavare intanto. Mamma mia, neanche in zona punti, Fioi. Non me l'aspettavo qui in Francia un disastro del genere. Ancora lungo, mamma mia. No, proprio malissimo ragazzi. Non me l'aspettavo un disastro così.
Adesso vediamo con l'aggiornamento. Danilo ci stanno massacrando chiunque praticamente. Non arrivano punti purtroppo neanche in questa gara. Boh, veramente rimango sbalordito nel vedere una moto così poco reattiva. Veramente one disaster, player, one disaster. Mi supera chiunque. Devo migliorare tanto. Sto primo anno deve servire veramente per imparare, per poi spaccare i culi nel prossimo. La strada è molto in salita, ma meglio così. Dopo ce la gustiamo di più la vittoria. Almeno 16esimo, oh mamma mia. Non arrivano i punti, ma almeno forse non arriviamo ai 17esimi. Ha sbagliato in pieno. Molto molto male. Disastro per il Kuma che per 2 gare consecutive non va a punti. Ed è veramente pesante. Siamo 12esimi nel mondiale, 19 punti. Mir sempre in testa. L'obiettivo probabilmente non abbiamo neanche raggiunto. Che palle, oh. Vediamo l'obiettivo della scuderia. Obiettivo 15esimo, che palle, oh. Sì, beh, Mandrioli è una roba oscena comunque. Sta un po' salendo, ma poco. Adesso possiamo migliorare il motore. Vediamo di migliorarlo. Allora, prossimo weekend, attività. Facciamo mobilità di piloti in curva. Sì. Ci sta. Ci voleva questo. Ok, c'è anche, penso, il potenziamento, garage, sviluppa moto. Il motore è in salita. Io... Vedo di migliorare ancora il motore, dopo dobbiamo tenerli però ragazzi, perché sennò sono dolori, sennò dobbiamo fare qualcosa. Vediamo un attimo. Gestione... no. Aspetta un attimo. No, personalizza pilota. È qua che per vedere la moto? No, vaffanculo. Ho capito, basta rompere il cazzo. Possiamo quando vogliamo, però questa è una cosa buona. Vabbè, andiamo in gara, ci becchiamo il premio d'Italia per fare pole position ragazzi col motore nuovo. Io veramente la godo come un porco, giro perfetto, comunque voglio il podio. La vittoria non lo so, però voglio il podio al Mugello, cazzo. Lo pretendo, cacchio. Ho fatto un giro perfetto, veramente ho dato tutto quello che potevo dare, cazzo. Ciao. Vai. Andiamo subito. Vai, achievement sbloccato, e godo. Siamo in casa, cazzo, tante bandiere comendiane, tutte ragazzette a 90, e godo. Vai. Beh, Mir ci massacra. Frena Fenati. Via. Scorsese. Caviale Beluga Bulega. No, ma come si fa a sbagliare? No, ma perché dopo in gara devo fare ste cagate, Dio Cristo? Dobbiamo girare una gara dove facciamo cagare, facciamo show. Sentiamo un po' la pressione. Molto good, molto good. Qua possiamo veramente realizzare un bel dream. Mamma mia quanto ho rischiato ragazzi, quanto ho rischiato. Però il Kuma c'è. Il veneziano ne c'è. Comunque forse in MotoGP faccio una gara da 5 giri, però quando arriveremo in MotoGP penso che farò così. Perché comunque vorrei fare più giri, sinceramente. 3 giri così secondo me alla lunga, non so, è meno realistico. In MotoGP forse faccio una gara da 5 giri, vediamo. Mamma che rischio. Cabar è un buon pilota, il piccolo Caba.
Lotta Cabaret Mir veneziano. E c'ho una moto molto inferiore e godo. Vuol dire che il cume c'è. Qui è il Mugello. Siamo tutti vicinissimi ragazzi, mamma mia. Attenzione, questa è la curva del cume. Bellissima, però sono sempre davanti, purtroppo loro hanno le moto superiori, c'è poco da fare. Negli ultimi giri soffrirò moltissimo perché sono tipo iper stanco. Vai Cume, bravissimo, porco, dai, secondo. La scia chiaramente non riesco a prenderla, me la prendono loro, va in culo. Il ritirino è lunghissimo, cazzo. Buono, giro veloce di Mir. Attento, Cume, attento, questo è pericoloso. Qua andiamo di esternazzo noi, c'è poco da fare. Mamma mia che lotta, però qua stiamo lottando per le prime posizioni e questo mi fa piacere. Comunque lo sviluppo della moto si è visto. Se vediamo il nostro compagno che cazzo combina. Abbiamo bisogno anche dei punti del nostro Mandrioli. Dall'Italo americano. Dai, vai, buttati che è morbido. Mamma mia che lotte ragazzi, che lotte. Questo l'ho preso anche abbastanza bene, ma dopo vado troppo di esternazzo. Devo dare tutto, cazzo, devo dare veramente tutto qui in Italia. Mi vogliono vedere bene. Occhio. Ok, è un piccolo vantaggio, ma che presto finirà perché l'ultimo giro sarà praticamente impossibile da tenere. Attenzione, però Mir non lo stiamo perdendo, Mir. Noi non lo perdiamo, Mir. Vai Cume, vai. Finta all'esterno e buttati all'interno. Madonnina. Siamo primi all'ultimo giro. Cume, adesso stai calmo, cazzo. Sto guidando in maniera impeccabile per il momento. Stiamo zitti però. Stiamo zitti. E adesso Mir chiaramente ci asfalta. E niente, vado sempre esterno qua, non c'è nulla da fare. Adesso sarà veramente dura. Però almeno il podio lo voglio. Il mio pilota è stanco, lo sento. Proviamoci ragazzuoli, proviamoci. Mir se ne sta veramente andando adesso. Dai cazzo, stiamo buoni. Mamma mia che sorpassone. Mamma che sorpasso della vita. Sarebbe bello vincere la prima in casa, ma stiamo zitti. Qua la sto rischiando, ci voglio provare, fioi. Mamma mia, quelli della Mahindra sono tipo emozionati, che sorpasso! Che sorpasso, lei il Cume! Che la stramerita sta vittoria, cazzo! La strameritiamo. Mamma mia, stiamo girando veramente bene, ma stiamo zitti. Mamma mia, sta capitando qualcosa di impossibile. Stiamo zitti. Final curve. Mamma mia, ultimo rettilineo. Ci giochiamo la vittoria qua. Ma siamo davanti. E il Cume c'è. Scusate.
Grande debutto nel Cube, yes! Prima vittoria in Italia! Mamma mia come ho guidato, ragazzi. Mamma mia, anche il giro migliore, ragazzi. E anche il fastest, signori. Punti fondamentali, prima vittoria, cazzo. Prima vittoria ridata. Eccolo qua, guardatelo, signori, guardatelo. Che figata. Grandissimi. Quelli della Mahindra sono felici. Vittoria inaspettata, sinceramente. Non me l'aspettavo, però sapevo di poter far bene a Mugello, ma ero un po' deluso dopo Le Mans. E invece, ragazzi, abbiamo spaccato i culi. Sbloccato Tamada. Molto, molto... Oh, sta migliorando anche Andreoli. Benissimo, 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 benissimo. Ok. Fatto bei soldoni, ragazzi. Raga, sotto il comandone veneziano al prossimo Gran Premio in Catalogna. E siamo anche qua abbastanza favoriti, vedendo come stiamo andando. Ciao!